Buonasera. Il professor Vittorio Coletti, noto a tutti voi, professore emerito di storia della lingua italiana nell'Università di Genova, accademico della Crusca, socio dell'Accademia delle Scienze di Torino, che ha insegnato lungamente all'Università di Genova, ma anche a Parigi, a Paris 8e e a Nizza, e fin dal 1997 con Francesco Sabatini dirige il Dizionario della lingua italiana, quello che noi correntemente diciamo il Sabatini Coletti, attualmente con la collaborazione di Manfredini, e autore di numerosi articoli scientifici, di 25 libri, tra cui Parole dal pulpito di Marietti, Storia dell'italiano letterario e, diciamo, relativamente da ultimo, segue Grammatica dell'italiano adulto, Il Mulino 2015 ma anche 2021, e L'italiano scomparso è un'opera del 2018. Sappiamo che ha lungamente collaborato con Repubblica, di cui leggevamo con grande interesse i contributi. Il tema che affronta quest'oggi è intitolato Il mondo del diritto visto da un letterato. In questo momento l'oggetto del suo interesse è analizzare il linguaggio giuridico e in particolar modo il moderno mondo del diritto penale e peculiarmente del modo che si rivela attraverso questo linguaggio il modo di considerare la persona, no? Il diritto che giudica, e attraverso il linguaggio usato cerca di comprendere e direi tutto sommato senza particolare soddisfazione, se ho capito bene la sua introduzione, come il linguista ha visto considerare la persona attraverso il linguaggio giuridico. Grazie. Si sente? Sì. Grazie. Qui ci sono molti miei amici che già sanno quello che dirò, mi scuso con loro, però lo dico per quelli che non lo sanno, farò queste brevi riflessioni sul mondo del diritto penale visto da uno che non è un giurista, che è un linguista, un letterato, se volete, nel senso di studioso della letteratura, e che si è avvicinato a questo mondo, a questa realtà per una via traversa rispetto alle sue professioni, diciamo alle professioni del mio mestiere di professore universitario e di studioso. Devo quindi subito dire che il mio avvicinamento al mondo del diritto penale non riguarda quell'aspetto pure così importante o perlomeno interessante di questo mondo che si denomina in genere di diritto e letteratura, Law and Literature, che è una branca di studi molto sviluppata negli Stati Uniti, che però diciamo non mi interessa particolarmente, non ne sono comunque esperto. Anche qui in Italia ha avuto un certo sviluppo con studi affascinanti, non so quanto persuasivi dal punto di vista giuridico e letterario, però certamente affascinanti. Per me, come ha scritto un giurista, Antonio Albanese, la letteratura non è una disciplina accessoria per il diritto, come lo possono essere la psicologia, l'economia o la sociologia, piuttosto la letteratura è o può essere uno strumento del giurista, una via attraverso cui affinare la sensibilità interpretativa, sviluppare il pensiero critico e comprendere la complessità della realtà sociale.
La narrativa, scrive sempre Albanese, allena a leggere tra le righe, a cogliere l'implicito che vive all'ombra dell'esplicito, a valutare il contesto, a fare, aggiungo io, esperienza di tante vite, un'esperienza preziosa quando si sta per giudicarne una. Quindi letterato sta nel titolo di questa conversazione, soltanto direi quasi per segnalare che parla del diritto penale uno che non c'entra, nel senso che non ci sta dentro, ma che una volta imbattutosi in essa lo ha guardato, questo sì, con l'occhio dell'umanista, segnatamente anche del linguista, che è il mio primo mestiere, e con le abitudini intellettuali del lettore di romanzi, trovando questo mondo affascinante e terribile, istruttivo e spaventoso. Per la precisione, visto che parlo anche di linguista, devo aggiungere che non ho guardato il mondo del diritto penale con la curiosità più tipica e anche più comprensibile del linguista, che è attirato in genere dalla specificità, dalla settorialità, spesso dall'oscurità del linguaggio giuridico. No, io sono stato molto più colpito, anche perché questo aspetto in realtà è molto studiato, lo studiano tanti colleghi bravi, molto più bravi di me. Io non sono stato colpito dall'oscurità del linguaggio giuridico, perché mi è interessato molto di più il lato chiaro ed esplicito del discorso giuridico, quando ragiona, vorrei dire, come alla gente comune o comunque nella lingua comune. E questo è forse la cosa che mi ha tranquillizzato di meno, anche se mi ha interessato di più. No, io mi sono affacciato sul mondo del diritto penale per una via traversa e controversa, come è quella del giornalismo, per il quale, come si sa, avido di disgrazie, mali, delitti, colpe, condanne, pene, il mondo del diritto penale è la riserva quotidiana di notizie e cibo prediletto. In un romanzo di Lisa Marklund, scrittrice svedese, la redazione di un giornale si riunisce nella mestizia perché non c'è niente di importante di cui parlare. Quando arriva la notizia di non ricordo più quale dramma o scandalo, ed esplode la gioia generale. Devo però subito dire che io ho prevalentemente guardato l'universo giuridico penale, pur da dei giornali, in maniera, se mi si permette, quasi opposta a quella giornalistica corrente. E ancora oggi devo ringraziare gli amici responsabili della pagina su cui scrivevo, quella genovese di Repubblica e quella su cui scrivo oggi dell'HuffPost, se i miei articoli sono sempre usciti di argomento giuridico senza praticamente alcuna richiesta di cambiamento o riserve. Perché il giornale, si sa, ha bisogno di sospetti, di accuse, di processi e fa il suo mestiere raccontandoli, ma certo desta molto più attenzione se parla dei presunti colpevoli, dimenticando il presunti, che se parla dei presunti innocenti, dimenticando gli innocenti. Non è stato quindi per niente scontato che mi sia stato consentito qui a Genova di seguire eventi giudiziari anche clamorosi, almeno nella missione cittadina, da una prospettiva giornalisticamente non redditizia, cosa di cui, ripeto, non smetterò di essere grato agli amici che me l'hanno permessa, pur non essendo stato per loro sempre facile farlo. Per la verità, visto che c'è una dimensione che, mi scuserete se così, soggettiva e personale in questo mio intervento, devo precisare che per un certo periodo, avendo visto nel processo penale un mezzo efficace per una battaglia politica contro un signore sceso in campo e per il quale non avevo nessuna simpatia, ho anch'io calcato la mano giornalisticamente, dando cioè per scontate le colpe quando erano ancora solo accuse, anticipando o pregustando le sentenze di condanna quando neppure ancora erano cominciati i processi. Confesso che dubbi, perplessità sulla tenuta giuridica di certe clamorose inchieste sulla politica ne ho subito avute e che non mi è mai sfuggito che in più di un caso si trattava o di un uso discutibile dell'azione penale. L'allora ministro e oggi sindaco della mia città natale ha collezionato circa una ventina di processi, uscendone sinora sempre assolto, o di un vero e proprio abbaglio, ricorderete tutti qui l'arresto di Burlando, poi risarcito dallo Stato.
Ma di fronte alle inchieste che mettevano in difficoltà politici e soprattutto una politica per me intollerabile, prima ancora che per contenuti, per stile, per linguaggio, ero disposto a lasciare da parte i dubbi che poi i processi veri, quelli non mediatici, confermavano molto spesso, assolvendo o ridimensionando drasticamente le accuse. Lo facevo nella convinzione che l'unica via praticabile per restituire all'Italia un minimo di decoro fosse quella giudiziaria. Errore. Intanto perché quella indecorosità di stile, di linguaggio politico che tanto mi ripugnava era in realtà gradita agli italiani e forse, come i fatti successivi hanno dimostrato, era più figlia che non madre del loro comune involgarimento e quindi ci voleva ben altro che un giudice per correggerla. Anzi, come si è visto, la pedagogia giudiziaria ha favorito un ulteriore peggioramento del costume politico e civico nazionale. E poi perché ho presto imparato che non bisogna chiedere al diritto penale di fare un mestiere diverso dal suo, la distinzione essendo uno dei capisaldi della democrazia liberale. Passata dunque quell'epoca ho attenuati quei furori, spostata la mia attenzione su altre figure anche più modeste, ruoli pubblici pur importanti, ma certamente non apicali e nazionali come i precedenti, dentro i palazzi di giustizia, il mio atteggiamento è presto cambiato, anche sui giornali. Sono diventato, credo, spero, più cauto nel credere nelle accuse, più riflessivo nel valutarle e infine più attento non solo ai reati e alle loro vittime, individuali o collettive, ma anche agli imputati, i quali, come si sa, ma di fatto si ignora, sono i veri protagonisti del processo penale, la cui macchina è tutta organizzata per esaminarne la condotta e garantire equità nel giudicarla, nel ritenerli o meno autori di quella incriminata, di accertare che sia davvero incriminabile. Per la verità, se mi si consente e non mi si accusa di narcisismo in queste considerazioni troppo soggettive iniziali, più che cambiato sono tornato a pensarla come l'avevo grosso modo sempre pensata, e se è vero che il mio primo articolo su un giornale, su un quotidiano di argomento diciamo relativo a indagini, inchieste, procedimenti penali, l'avevo scritto tanti anni fa sul secolo XIX per difendere dei dirigenti puramente volontari, dirigenti è una parola di una piccolissima casa di riposo e il prete di un paesino dell'entroterra imperiese, accusati di maltrattamenti agli anziani in diretta televisiva con un'inchiesta finita dopo praticamente nel nulla. Non posso dimenticare un servizio televisivo del TG5 che mostrava i poveri vecchi nei loro pannoloni dell'alba, servizio girato e offerto al pubblico come prova della trascuratezza nella loro assistenza da carabinieri che, per loro fortuna di giovanotti, non avevano la più pallida idea di quello che è la miseria di un vecchio allettato incontinente se sorpreso alle 5 del mattino. Sicché quando, passata o attenuata l'ondata di processi a politici di primo piano, ho guardato il mondo del diritto penale, ho visto cose che già mi avevano lasciato perplesso, che avrei per un certo momento messo da parte e che sono tornato a vedere. Cose preoccupanti e affascinanti insieme. Diciamolo subito e chiaramente, le ho viste soprattutto nel comparto più terribile e delicato della magistratura, quello inquirente, e ne ho presto temuto gli eccessi, sconcertato che nessuna forza politica, tranne i radicali e pochi liberi osservatori, li vedessero e segnalassero. Citerò a riprova la mia difesa spatatratta del professor Henriquet, allora agli albori della terapia del dolore, accusato di commercio di stupefacenti e poi assolto con una sentenza che giudicava addirittura offensiva l'accusa che il procuratore capo di Genova aveva tolta al PM che la sosteneva, chiedendo il proscioglimento dell'imputato. In quel caso fui denunciato per diffamazione, una denuncia poi ritirata, ma che mi ha mostrato un'altra cosa che non avrei mai voluto vedere, questa volta non tanto nella magistratura inquirente quanto negli inquirenti. Fino ad allora avevo conosciuto magistrati di grande saggezza, non solo tra i giudici, ma anche tra i requirenti, e non penso qui solo ai miei cari vecchi amici magistrati che conosco da anni e qualcuno è persino qui presente. Non posso dimenticare che quando negli anni '80 mi arrivò, qualcuno lo sa, cogliendomi sgomento e sterrefatto, una comunicazione giudiziaria per coltivazione di papaveri da droga in un mio terreno nell'Imperiese, papaveri che poi risultarono normalissimi e spontanei e cresciuti in un terreno non mio,
e sorvolo sull'idea che io sapessi coltivare alcunché, oltre al fatto che non ci vivevo e vivevo in quel momento tra Genova e Trento. Non posso dimenticare che allora il procuratore capo di Imperia mi mandò di fatto assolto dopo avermi visto e parlato 5 minuti, dicendomi di andare ad un certo comandante dei carabinieri perché sicuramente era, come era, un abbaglio. La pratica fu poi seguita e archiviata da un pubblico ministero. Invece il nuovo sguardo, 20 anni dopo, su quel mondo, mi rivelava atteggiamenti più sbrigativamente accusatori, proprio nel momento in cui il diritto penale era giunto ad occupare nuovi preziosi spazi di intervento, a tutelare beni prima non protetti, a punire i reati delle elite, dei politici, professionisti, medici, amministratori. Un passo avanti sulla carta, benvenuto, necessario, indispensabile, perché in precedenza molti beni immateriali non erano tutelati e la buona posizione sociale o politica sembrava garantire a chi la deteneva una sorta di franchigia di fronte alla legge. Ma solo sulla carta è un passo avanti, perché in pratica quel passo avanti nella giustizia sociale è stato presto anche un passo indietro in quella giuridica. Presto infatti qualcosa è saltato e non vorrei offendere nessuno dicendo che è saltata in certe procure e procuratori una delle più antiche e preziose virtù del magistrato, di qualunque carriera: la saggezza, la discrezione, la misura. Il numero delle cause intentate per abuso di ufficio, reato poi stoltamente cancellato a seguito però di un abuso nell'imputarlo che aveva portato al 95% dei proscioglimenti, non si poteva presto più contare. Quelle contro i medici neppure, tanto che ne era nata la famigerata medicina difensiva, utile solo a proteggere il medico dalla denuncia quasi sempre subito sponsorizzata dalla pubblica accusa, anche quando è morto il nonno di 95 anni. Sull'onda della celebre inchiesta Mani Pulite, da allora tra l'altro si è preso l'abitudine di dare nomi di ardita fantasia letteraria alle inchieste giudiziarie, la magistratura inquirente ha messo volentieri nel mirino le cosiddette élite, mostrandosi verso di esse molto più severa che verso autori di reati contro la persona, specie in fase di carcerazione preventiva. Qui in Liguria abbiamo visto quanto è durata la custodia cautelare di un politico per il quale io non ho votato, in un periodo in cui quasi ogni giorno si scopre che l'arrestato di turno per reati contro la persona e il patrimonio privato, furti, aggressioni, scippi, è spesso uno appena rilasciato dopo il fermo per un precedente reato. Ma si badi, il guaio non è il rilascio immediato del piccolo malvivente recidivo, giustamente consentito dalla legge, ma l'arresto prolungato, peraltro anch'esso consentito dalla legge, di un colletto bianco, magari antipatico e forse non del tutto onesto, ma non certo pericoloso. Sono perplesso di fronte alla legge sulla riforma della magistratura che sarà giudicata da un referendum, anche se non per i motivi sbandierati da chi la avversa più clamorosamente, che ha perso l'occasione per farlo non con argomenti scontati e parasindacali, ma con controproposte eque e intelligenti, forse però difficili, perché avrebbero richiesto una disponibilità all'autocritica che oggi non ha più nessuno. Tra gli argomenti che la avversano trovo tanto suggestivo quanto fuorviante quello che, se passasse questa discussa legge, la magistratura sarebbe meno coraggiosa e severa con la politica e i potenti, quasi avesse un compito speciale di sorveglianza dei padroni del vapore. E io, sia chiaro, non sto con i potenti o con la politica per principio, e so che troppe volte la giustizia si è dovuta inchinare al potere. Succede ormai anche in stati ritenuti democratici, come ben sappiamo, ed è una cosa drammatica. Ma io per principio sto con la giustizia legale, che dice che la magistratura non deve fare giustizia sociale o politica, ma occuparsi di chiunque commette o sia sospettato di commettere reati, potente o debole, ricco o povero che sia. Insomma, sarebbe grave se la magistratura non potesse più occuparsi liberamente dei reati dei signori, come lo sarebbe se decidesse di non occuparsi più di quelli dei poveracci. Se così non fosse, se si occupasse solo o soprattutto di una categoria di supposti criminali, sarebbe una magistratura morale, parente della polizia morale che ha corso in certi paesi, seppure con altre ben peggiori morali. Se nei paesi democratici c'è una gestione affidabile della giustizia è perché i suoi interpreti misurano l'osservanza della legge, non del bene, perché la giustizia dei tribunali è legale e non sociale. Di questa deve occuparsi la politica. La stessa parola giustizia è forse troppo grossa. Come disse un giudice della Suprema Corte americana, lo racconta Cavallone nel libro La borsa di Miss Flight, che a un passante che l'aveva esortato a andare a fare giustizia si era fermato, era tornato indietro a dirgli che andava soltanto ad applicare la legge.
Senza contare, tornando al riferimento che ho fatto poco fa, alla custodia cautelare preventiva, e che dipende soprattutto dalle procure, ancorché ovviamente con l'assenso del GIP, senza contare che lo strumento della custodia cautelare prima del processo dovrebbe essere usato con prudenza estrema, perché la presunzione di innocenza a quel punto della procedura è d'obbligo e deve valere per qualunque imputato, per il povero che si sospetta abbia rubato per fame come per il ricco che si sospetta abbia truffato per avidità. Il recente caso dello scandalo per il rilascio su cauzione dei coniugi sospettati di gravissime responsabilità nella tragedia dell'incendio del loro locale a Crans-Montana ha mostrato come neppure i politici che fanno la parte di essere garantisti sappiano distinguere il carcere prima di un processo da quello che eventualmente ne segue e sono pericolosamente inclini a confondere il potere esecutivo con quello giudiziario, chiedendo al primo, per di più di un paese straniero, di intervenire sul secondo. Aggiungo che questa inclinazione etica dell'azione penale ha sollevato dubbi particolarmente forti quando si è estesa, come inevitabilmente succede se la legge viene applicata per ragioni più morali che legali, dalla dimensione del reato come preciso fatto contestato a una persona a quello del reato come fenomeno sociale e politico diffuso. È successo, ad esempio, con il processo alla cosiddetta trattativa Stato-mafia, su cui mi limito a riportare l'impeccabile osservazione di Vincenzo Roppo nel suo auro volume Il garantismo. Non è compito della giurisdizione ricostruire e processare complesse vicende storico-politiche, come accade con l'inchiesta penale intorno alla cosiddetta trattativa Stato-mafia, dove l'ambizione di scrivere un capitolo di storia delle istituzioni e del potere nell'Italia dei primi anni 90 sembra soverchiare il più tipico e, se si vuole, più modesto impegno del magistrato penale, che dovrebbe concentrarsi sull'identificazione di precisi fatti di reato e sull'accertamento delle corrispondenti responsabilità individuali. L'aver messo nel mirino le classi dirigenti ha dato e dà molta popolarità alla magistratura inquirente, ma non è previsto da una giustizia laica, libera e moderna che le chiede di non fare distinzioni. Eppure un ex PM e importante politico, Luciano Violante, ha scritto: le élite sembrano diventate per le procure le nuove classi pericolose, come gli oziosi e i vagabondi nell'Ottocento. Anche sulle attività illecite grava il permanente sospetto di illecito. Tutti sanno che chi dirige qualcosa è oggi a rischio di accuse e di indagini, non solo ovviamente quando colpevole di qualcosa che ha fatto o non ha fatto pur dovendola fare, ma anche di qualcosa che non sapeva di dover fare o come poter fare. Poi seguono le assoluzioni, ma intanto uno è già stato condannato da anni di indagini e processi. Ci sono, si sa, reati per commissione e reati per omissione, ma un conto è se uno è accusato di aver fatto una cosa che non doveva fare o non averne fatto una che doveva fare, pur prevista da qualche norma. Un altro conto è se uno è accusato di non aver fatto una cosa non prevista da nessuna norma, ma che sarebbe stato comunque utile a prevenire o mitigare un danno. Quelle che nel linguaggio giuridico si chiamano regole cautelari generiche, che sono affidate al discernimento della persona e non stabilite da norme positive precedenti. È facile osservare come in questo caso, in cui aver omesso equivale a non esserci riuscito, il margine di libera valutazione dei magistrati sia molto ampio e come quindi l'equilibrio ad essi richiesto molto maggiore. Non sempre, bisogna dirlo, è stato ottenuto a livello inquirente, anche se poi a livello giudicante le cose sono quasi sempre state trattate e giudicate con grande prudenza, scrupolo ed equità. È l'aver osservato, e non certo solo io né per primo, una eccessiva inclinazione all'accusa ai magistrati che, se è vero che la esercitano per professione, lo fanno a nome dello Stato e quindi dovrebbero avanzarla con 1000 cautele, direi persino riguardi. È proprio l'aver osservato una pulsione panpenalistica in certe procure che mi ha dato molto da pensare. Ed è soprattutto di fronte a reati di difficile definizione, come quelli colposi da evento, quando prima ancora che accertare chi è stato il reo c'è da stabilire se c'è stato il reato. E il diritto penale mette sotto accusa ciò che uno dovrebbe o non dovrebbe aver fatto, di cui il reato, senza tener conto se lo poteva fare davvero, se era umanamente nelle sue possibilità nella situazione data. E in casi come questi, che ho sentito di più, come dirò fra un attimo, l'utilità della letteratura. Ma mi spiegherò prima con un esempio, tratto dal caso qui a Genova, tristemente celebre, del processo della condanna dell'ex sindaca Marta Vincenzi, sul quale ho scritto innumerevoli articoli su Repubblica, e infine un librino, Genova 2011, analisi del processo, pubblicato da De Ferrari.
Come si sa, Vincenzi è stata condannata in via definitiva con una sentenza di Cassazione che ha decisamente ridotto le sue responsabilità rispetto a quelle attribuitele in sede locale, ma comunque l'ha condannata a 3 anni di pene che poi sono state commutate in pene alternative al carcere. Perché? Non per non aver chiuso le scuole il giorno prima, come si pretendeva in primo e secondo grado, né per aver tardato ad arrivare al Comitato per la Sicurezza perché impegnata in un importante convegno dei sindaci di tutta Italia organizzato proprio quel giorno, proprio a Genova, proprio dal Comune, né perché non aveva tempestivamente avvisato i presidi di non far uscire i ragazzi sotto il diluvio. La Cassazione si è anzi chiesta perché non siano stati inquisiti i presidi che lo avevano fatto, addirittura facendo uscire i ragazzi prima dell'orario previsto, visto che 5 dei 6 morti si sono contati tra persone accorse a scuola a prendere i minori messi fuori mentre strapioveva. No, da queste accuse la Cassazione ha saggiamente prosciolto Marta Vincenzi, anche se i genovesi non se ne sono accorti, neppure Palazzo di Giustizia, dove un giudice ha ancora scritto, dopo la sentenza di Cassazione, che l'ex sindaca non aveva adottato neppure le misure più elementari per fronteggiare il disastro. Aveva chiuso le scuole nei quartieri ritenuti più a rischio, mandato volontari a monitorare i torrenti, distribuito vigili in città, convocato in seduta permanente il Comitato per la Sicurezza. La Cassazione comunque l'ha ritenuta colpevole, ma di che cosa? Di non aver fronteggiato l'emergenza alluvione tra le 11:10 e le 12 di quel giorno tremendo, quando i vigili avrebbero dovuto essere in strada ad avvisare del pericolo dei cittadini con il megafono. Insomma, non è stata all'altezza di un'ora di emergenza straordinaria in una città sotto un diluvio all'ora di punta, con comunicazioni difficili tra i vigili sul terreno, c'erano e avevano anche il megafono a rigore, e centro operativo. Colpevole di non aver fatto tutto quello che sarebbe stato meglio fare, non c'è dubbio, che forse si doveva fare, senza tenere però minimamente in conto se poteva farlo, se nel breve tempo e nel caos della situazione si poteva essere più e meglio operativi, e se non esserlo stati è stata una colpa personale perseguibile anche penalmente. Colpevole forse di non aver fatto tutto il meglio, ma le era possibile. In quel processo un incaricato di sorvegliare il torrente poi esondato non era rimasto tutta la mattina nella sua postazione, anche perché non gli era richiesto. Per contratto doveva controllarlo ogni 4 ore. Suoi colleghi su altri torrenti vicini erano rimasti, vista la grande pioggia. Lui era andato a lavorare, aveva fatto tutto quello che doveva, infatti giustamente non è stato imputato di nulla. Ma forse non tutto quello che avrebbe potuto. La Vincenzi non ha fatto, dice la Suprema Corte, tutto quello che doveva, anche se di fatto non si capisce come poteva farlo e comunque non dipendeva certo da lei eseguirlo. La Cassazione si stupisce che i vigili e il loro comando non siano stati nemmeno inquisiti. Perché dicevo prima la letteratura di fronte a casi come questi? Perché quando si deve valutare se uno poteva fare ciò che lo si accusa di non aver fatto, la letteratura risulta preziosa. A volte è l'unico strumento per avvicinarsi a un giudizio equilibrato. Come si comporta una persona in circostanze difficili, molto difficili? Se non si sta giudicando un assassino o malvivente, qualcosa insomma di evidente, di vistoso, ma uno che ha sbagliato, prima di dire che il suo errore è stato anche un reato, vogliamo pensare a quello che avremmo fatto noi al suo posto. Un magistrato dovrebbe sempre chiedersi che cosa avrebbe fatto un altro al posto dell'accusato, specie se si tratta di reati di omissione, di inefficienza, di imperizia in una data situazione, magari anche di emergenza. E specie se ad essere accusati di averli fatti, questi errori, sono non specialisti del problema capitato, ma persone comuni, come sono i sindaci, i politici, che non sono tenuti ad essere anche ingegneri, militari, geologi, meteorologi, a seconda dei casi. La letteratura aiuta a immaginare gli altri, le persone in situazioni difficili, e non dirò ad essere indulgenti con quelle accusate, ma misurati e giusti, per non pretendere da nessuno l'impossibile, capire che spesso anche chi ha il potere può essere impotente. E invece il diritto della giurisprudenza è arrivato a volte alle soglie dell'impossibile. Anzi, per esigerlo in maniera formalmente ineccepibile, ha escogitato una figura inedita e immaginaria che dovrebbe servire da pietra di paragone per valutare il comportamento di una persona concreta finita a processo. Questa figura inedita è l'agente modello. Per analizzarla brevemente faccio ricorso qui al mio mestiere di linguista. L'agente, che è colui che agisce ovviamente, l'agente modello è nel diritto
penale, giurisprudenziale, la copia ideale e astratta di colui che ha concretamente agito, cioè dell'imputato, ma senza i suoi difetti, senza l'urgenza della situazione, senza i limiti, le esitazioni della persona concreta nel caso concreto. È qualcosa di molto più impeccabile del vecchio buon padre di famiglia cui era consentita qualche umana defiance. L'agente modello è il doppio astratto ideale di una persona concreta e imperfetta. Ovviamente si comporta sempre nel modo migliore possibile e sulla base di esso la persona vera viene giudicata, ovviamente risultando sempre inferiore e quindi colpevole. Tant'è vero che raramente questo criterio è stato impiegato per discolpare uno, ma quasi solo per inchiodarle le sue supposte responsabilità. Ora l'agente modello è un assurdo come lo è il cavaliere inesistente di Italo Calvino, che aveva l'armatura più linda di tutti e conosceva a menadito ogni piega dei regolamenti e li rispettava scrupolosamente tutti, appunto perché era, o almeno finché era, inesistente. Del resto lo dice anche la lingua. Modello, ma la stessa vorrebbe la parola esemplare, significa sia tipo ideale, è un modello di virtù, sia tipo rispondente a determinati parametri, è un modello della Mercedes. Queste due proprietà non possono possederle per definizione tutti gli agenti o qualsiasi tipo di agente. Lasciamo pur stare quello della perfezione ideale che nessuno oserebbe pretendere, non essendo di questo mondo, ma neppure la precisa rispondenza a parametri, perché questo è possibile solo quando ci sono i parametri e sono predeterminati e si può misurare se un soggetto vi si conformi perfettamente o meno. Per questo si dice, o si diceva direi comunemente, studente modello, detenuto modello, usando il sostantivo modello in funzione di aggettivo e dando per comunemente noti i migliori parametri per il comportamento di detenuto e studente e quindi giudicando modello quelli di essi che vi si attengono. Ma per lo stesso motivo non si dice o non si diceva mai o quasi mai professore modello, carceriere modello, perché queste professioni non sono così perfettamente nell'immaginario collettivo normate da poter esigere da chi le fa di rispettare regole prefissate. Ognuno è professore in maniera un po' diversa dall'altro e così il carceriere. Professori e carcerieri possono essere più indulgenti o più severi, più veloci o più lenti, più allegri o più tristi, ma se sono seri fanno ugualmente bene il loro lavoro, quindi non sono modellizzabili. La lingua non ammette di collegare modello come aggettivo a qualsiasi tipo di agente. Tant'è vero che appunto se voi cercate su Google trovate un'alta quantità di espressioni studente modello e pochissimi professori modello, a meno che non si tratti di insegnanti che fanno il modello nelle sfilate di moda. Eppure la più raffinata giurisprudenza ha messo a punto questo criterio per qualsiasi agente e anzi proprio per quello che non è di per sé modellizzabile. Molti ne sono usciti condannati per non essere stati come l'agente modello di riferimento, ma solo una persona con i suoi limiti, le sue improvvise incapacità in una situazione difficile, le sue esitazioni, la sua fragilità. Ma perché la giurisprudenza ha messo a punto un criterio così raffinato ed esigente? Lo ha fatto per inchiodare alla propria responsabilità soggetti che potevano sottrarvisi adducendo a scusante un'incompetenza ammissibile. Quindi era giustissimo che ci pensasse. Se sono un sindaco non sono tenuto ad essere un ingegnere e quindi posso anche difendermi da un'accusa sostenendo che non potevo sapere che quel ponte stava per crollare. Ma un conto è l'insostenibilità di una scusante e un conto è la sostenibilità di un'accusa penale. Bisognava trovare un criterio per non farsi bloccare da scusanti inaccettabili, ma ne è stato trovato uno che non ne ammette nessuna, neppure quelle accettabili, e tutte diventano una colpa e al massimo si riconoscono in giudizio come attenuanti. Una giusta reazione ha prodotto un mostro concettuale, oggi già ridimensionato dalla Cassazione peraltro, facendo almeno nei primi gradi del giudizio più vittime innocenti di quanti colpevoli ha stanato. Uno non può essere accusato di non aver fatto quello che umanamente non poteva fare o poteva fare solo trasformandosi nel suo doppio modello, notoriamente inesistente come il Cavaliere di Calvino. L'agente modello e altre strategie accusatorie di grande raffinatezza, perché sono mirabili dal punto di vista concettuale, va detto. Qui potrei aprire la parentesi dell'altezza, diciamo, del discorso giuridico dal punto di vista filosofico-concettuale. Queste strategie accusatorie sono state escogitate a sostegno dell'imputazione di una tipologia di reati molto cresciuta in tempi recenti.
cresciuta nel senso di più e meglio percepita dalla gente, prevista dalla legge, perché ovviamente c'è sempre stata. Si tratta dei reati colposi, quindi non dolosi, dagli effetti dannosi non voluti né previsti, specie quelli imputati a qualcuno, come ho già detto, non per aver fatto una data cosa da non fare, ma per non aver fatto quella da fare o che sarebbe stato meglio, ancorché non positivamente prescritto, fare. In passato questa tipologia di reati era più limitata e dalle sue maglie larghe passavano molti pesci grossi, che uscivano indenni da comportamenti omissivi gravissimi. Si pensa alla vicenda Eternit, Thyssen. Oggi le maglie si sono molto strette, ci sono rimasti intrappolati anche molti sventurati che in realtà hanno solo la colpa di non aver fatto qualcosa che era loro umanamente impossibile o troppo difficile fare. Si pensi, ci tornerò poi sopra, al sindaco condannato perché il tizio è caduto in una buca della strada, di cui ovviamente il sindaco ignorava l'esistenza e comunque non era in grado di far riparare su due piedi. Le maglie per incastrare i colpevoli di reati colposi si sono strette perché la società ha sentito il bisogno di essere protetta anche in situazioni e in beni in passato non protetti. Oggi persino la perdita del sonno, della tranquillità psicologica di una persona può giustamente essere motivo di condanna e quindi di risarcimento. Nuove leggi sono giunte a normare attività e ruoli in passato puramente discrezionali. Nessun dubbio che si tratti di un passo avanti giuridico nobilissimo, ma come spesso succede al vantaggio si è affiancato un problema, a volte più grave di quello risolto. La nuova sensibilità per tutele un tempo inesigibili ha finito per indurre le persone a pensare che tutto sia tutelabile e che se qualcosa va storto è solo perché chi doveva tutelarlo non lo ha fatto o non lo ha fatto bene e quindi va punito. Si pensa alle denunce ai medici, a volte per la morte del malato di cancro. La nuova cultura giuridica ha indotto la gente a pensare che tutto sia evitabile, che se non è evitato c'è un reato e se c'è un reato c'è ovviamente un colpevole da trascinare in tribunale. Persino la natura si è giovata di questo pensiero popolare, per cui il disastro naturale è stato ben presto trasferito dalla categoria del destino, della forza devastante della natura, dove prima era messo troppo facilmente, a quella dei reati penali, con l'idea che i disastri si possono sempre evitare o perlomeno ridurre e mitigare negli effetti. La disgrazia non esiste se non come colpa di qualcuno. Di qui la crescita esponenziale della ricerca e pretesa di colpevoli condannabili per qualsiasi cosa procuri danni, anche se imprevedibile o imponderabile. L'apertura di un'inchiesta per qualsiasi incidente o disgrazia, spesso processi anche a fronte di eventi immani di origine naturale, alluvioni, terremoti, valanghe. E se si concludono con l'assoluzione, lo scandalo, perché una disgrazia senza colpevoli in manette non è più contemplata. La società moderna, non potendo più accusare di certi mali il destino, Dio, ha smesso di sospettare anche della natura, perché alla sua indifferenza per l'uomo, denunciata da Leopardi, ha sostituito una francescana fratellanza con essa, esentandola da ogni responsabilità. Ma perché? Ma poiché in assenza di sorte o dei o natura un responsabile ci vuole, ecco la ricerca di colpevoli umani, spesso semplicemente di veri e propri capri espiatori, come gli untori dei promessi sposi. La cosa è diventata così diffusa nel mondo occidentale che la società si è organizzata e ha creato nuove figure giuridiche incaricate di fare, se occorre, la parte degli untori. Pensate al responsabile della sicurezza di un cantiere. È ovvio che dovrebbe rispondere in giudizio se si verificasse un incidente causato da inadeguate prescrizioni sue, ma lui ci finisce anche se le prescrizioni le ha date giuste, anche se in quel momento non era in cantiere, anche se probabilmente si è trattato di un caso su 1000 di cedimento di una vite. Non è detto che sia condannato, per fortuna, ma la condanna del lungo processo gli tocca di sicuro. La necessità di qualcuno che risponda penalmente ha partorito le cosiddette figure o posizioni di garanzia delegate, responsabili legali di quello che in un ente o un'azienda va anche del tutto imprevedibilmente storto, e a prescindere dalla loro diretta o anche indiretta personale partecipazione all'evento dannoso. Oggi si può essere condannati non per quello che si è fatto o non fatto, ma sostanzialmente anche per quello che si è. Maurizio Catino ha mostrato in un bellissimo libro, Trovare il colpevole, edito dal Mulino, come certe grandi aziende americane paghino profumatamente uno che si prende la responsabilità in caso di incidenti, anche se non ne ha alcuna sua personale. Sia chiaro, questo è ovvio in sede civilistica, perché se una tegola cade dal tetto su un passante, anche se il tetto è stato rifatto da poco e c'era un vento fortissimo, è giusto che il danneggiato sia risarcito dal proprietario dell'immobile, ma che questi debba risponderne anche in sede penale, dove un reato deve vedere una qualche forma di partecipazione adesso dell'imputato, ce ne corre.
In realtà, in questa tenace caccia a un responsabile penale anche di danni in cui la componente del caso, della natura, dell'imponderabile è altissima, non c'è solo il segno di una cultura che tende ad addebitare sempre a qualcuno la colpa di qualsiasi cosa andata storta. C'è anche quello, il segno, di una cultura che esenta la persona implicata in un evento da qualsiasi responsabilità e l'attribuzione di questa responsabilità a terzi, specie se titolari di un ruolo socialmente o gerarchicamente superiore. Qui a Genova anni fa è stato aperto un processo a carico di amministratori per la morte di un poveretto travolto da un torrente esondato che sembra fosse andato a guardare da vicino nel buio. Gli imputati sono stati assolti, ma il processo c'è stato e uno si chiede se c'era bisogno di un processo per stabilire che purtroppo a volte le imprudenze si pagano e si paga persino la sfortuna di cui nessuno è colpevole. Poco tempo fa, torno alla questione della buca, un comune è stato condannato a risarcire il 70% dei danni subiti da un motociclista caduto a causa di una buca nella strada che percorreva ogni giorno per andare al lavoro. Ora, o la buca era comparsa da poche ore ed era difficile che il comune potesse chiuderla in tempo reale, o c'era da tempo e il malcapitato doveva ben conoscerla, visto che faceva quella strada tutti i giorni per andare a lavorare. Tuttavia un giudice ha assegnato il 70% delle responsabilità al comune e solo il 30% all'imprudenza o inavvertenza del danneggiato. Ha scritto Michele Serra: quali margini sono ancora concessi all'incidente, all'imponderabile, se si stabilisce che ogni evento deve avere per forza un colpevole o un imputabile? Ogni precipizio andrà dotato di cartelli che avvertono della legge di gravità? Ogni deserto dei rischi che si corrono sdraiandosi al sole allo zenit? Se tutto è un colpevole, niente rimane della responsabilità individuale e di quell'evidente fattore di rischio che è la vita. Negli Stati Uniti un'azienda che vende forni a microonde è stata chiamata in giudizio da una signora che ci aveva messo dentro ad asciugare il suo cagnolino. È condannata per non aver avvertito nelle istruzioni che non ci si possono cuocere animali vivi. Per assecondare questa ossessiva caccia al colpevole, che è sempre un altro ovviamente, il moderno diritto penale ha forgiato strumenti diagnostici raffinatissimi, come abbiamo visto, e la loro messa a punto è uno degli argomenti più alti e controversi tra magistrati e giuristi, tra giurisprudenza e dottrina, mai come oggi su posizioni distanti e spesso antagoniste, come si vede anche nell'attuale campagna referendaria. Tra questi strumenti il più potente e suggestivo è quello della risalita delle responsabilità nella scala gerarchica della comunità o dell'azienda coinvolta nel reato. È noto il caso del terribile disastro ferroviario di Viareggio, causato da un vagone esploso perché deragliato e deragliata a causa di un assile montato male o difettoso. A processo non ci sono finiti solo i responsabili delle officine che avevano eseguito i lavori in Germania e in Italia, ma anche a furor di popolo i dirigenti apicali delle ferrovie italiane, nonostante il carro in questione fosse di proprietà straniera, autorizzata a circolare in Italia dai trattati europei di libero scambio. Gli amministratori delle nostre ferrovie sono stati accusati di non aver disposto o controllato tutti i documenti del carro ammalorato, che avrebbero consentito di notarne il difetto e quindi di non ammetterlo alla circolazione. Insomma, il difetto doveva essere scritto nero su bianco. Da chi? Da chi lo aveva causato? Si può credere che se ne fosse accorto chi lo aveva causato lo avrebbe messo per iscritto o non avrebbe rifatto il lavoro correttamente? E potevano gli amministratori delegati delle ferrovie davvero prevenire questa lacuna su uno delle migliaia di vagoni che circolano ogni giorno nella rete ferroviaria? Sulla rete ferroviaria italiana? Fatto sta che attualmente per quel disastro sta in carcere solo un ex amministratore delegato della rete delle ferrovie italiane e nessun altro. In questa risalita gerarchica verso un colpevole superiore si può vedere forse un sostituto dell'antica responsabilizzazione degli dèi. Attribuire la colpa a figure apicali o importanti non placa certo il dolore di chi ha subito un danno o un lutto, ma in qualche modo lo sgomenta meno di doverli a un caso o a una persona insignificante. Ma non credo che sia questa la ragione principale. Penso che contino altri o anche altri fattori culturali. Il già notato rifiuto di cause imponderabili, di un evento come somma di cause di cui nessuna è più decisiva dell'altra, il rifiuto del mistero, ma anche un nuovo protagonista della scena giudiziaria, la vittima o i suoi parenti. La vittima è da sempre la grande, drammatica coprotagonista del diritto penale, come ovvio. Ma il diritto penale moderno si è costruito una magnifica architettura per non affidare alla vittima il giudizio e la eventuale condanna del vero protagonista, l'imputato, ma per delegarne potere e misura alla società attraverso la magistratura, in modo che la sentenza sia libera da risentimento, comprensibili attese di punizione e pulsioni di vendetta.
Vittime o loro parenti possono partecipare al processo anche nella forma attiva della parte civile, ma il giudice non è del loro dolore che deve tener conto, ma della legge. È successo invece che l'importanza della vittima sia andata crescendo, innanzitutto in quei processi paralleli che si fanno sui media e poi di fatto anche in quelli dei tribunali. I giuristi parlano ormai comunemente di vittimocentrismo, per dire di un processo o anche solo di indagini preliminari in cui il peso e la pressione delle vittime e dei loro parenti sono fortissimi, danno ad essi una visibilità e un potere di iniziativa nell'accusa che possono condizionare l'operato dei magistrati, quando non sono questi stessi a cercarne il consenso e il sostegno, come è accaduto in qualche caso. Se in passato la vittima spesso soccombeva anche nel processo di fronte a imputati arroganti o potenti o intoccabili, oggi la vittima sta risalendo la china verso posizioni di forte, forse eccessiva autorevolezza processuale. Nei casi di violenza sessuale, forse la parola della vittima conterà molto di più di quella dell'accusato per il solo fatto di essere vittima. Era sbagliato prima, è sbagliato adesso. Una finta vittima può diventare giustiziere giudiziario di un incolpevole su cui vendicarsi. Il vero, anzi l'unico protagonista del processo penale, è duro ribadirlo, è l'imputato. La vittima precede il processo. Nel processo il riguardo, uso deliberatamente questa parola, si deve all'imputato. Tutta l'architettura, ripeto, è costruita perché il giudizio su di lui sia il più equanime possibile e lui possa difendersi nel modo migliore possibile. Tant'è vero che se una persona ritenuta incapace di intendere e di volere è esentata dal processo, non è tanto perché la si ritenga incosciente al momento del delitto commesso o inconsapevole di averlo compiuto, quanto perché la si ritiene incapace di difendersi nel processo. Qui a Genova abbiamo osservato quanto sia delicata e discutibile la misura di questa variabile nel tragico caso di un giovane visibilmente alterato che ha ucciso la sorella ed è stato processato e condannato nonostante la sua evidente alterazione mentale. Tant'è vero che dopo il carcere dovrà essere curato in una struttura apposita. Inutilmente è fatta notare questa sua impossibilità di difesa dai doppiamente affranti genitori. Anche la preoccupante riduzione del riconoscimento processuale dello stato di debilità mentale, non soltanto nel nostro diritto, in molti diritti europei, nobilissimo principio del diritto penale moderno, è un segno della diminuzione dei diritti dell'imputato a favore di un aumento di quelli della vittima. Se c'è una vittima c'è sempre un reato, oggi si pensa. Dopo una grande alluvione nelle Marche con morti e danni, un giornale ha titolato "Alluvione, 13 morti e nessun colpevole". Erano scesi 400 mm di pioggia in 3 ore. E se c'è il reato, c'è il colpevole e la punizione di chi ha offeso la vittima deve prevalere sul diritto dell'accusato a un'adeguata difesa. Basti pensare alla notorietà e importanza mediatica che assumono, spesso sia chiaro, lodevolmente, i parenti delle vittime di qualche disastro, vere e inedite autorità di opinione, sempre in prima fila a chiedere punizioni esemplari e impietose. Ha scritto un alto magistrato, Alberto Cisterna, sollevando dubbi persino sull'istituzione del ruolo della parte civile nei processi, ammessa nel nostro ma non in tutti i sistemi giudiziari. Il processo penale non consuma vendette, né pubbliche né private, non dovrebbe essere percepito come il luogo in cui chi ha subito un torto vede necessariamente affermate le proprie ragioni con le manette al posto del colpevole. Tenere distanti e distinte le vittime dei delitti del processo penale è una scelta di civiltà che il nostro ordinamento non ha mai voluto operare fino in fondo e che troppi casi di cronaca ci segnalano come probabilmente necessaria. Trovo terrificante che in certi stati degli USA, dove vige la condanna a morte, i parenti della o delle vittime del condannato siano ammessi ad assistere alla sua uccisione. Mi sembra la negazione del principio costitutivo del diritto penale moderno, ancor più della stessa condanna a morte, che ripugna ovviamente la sua parte. Il diritto penale, sia quello delle leggi, ogni 2 per 3 oggi c'è una legge nuova che prevede un nuovo reato, che quello dei tribunali, è uno dei sensori più avvertiti della sensibilità pubblica. La società da sempre crede che la sicurezza sia garantita da un'efficiente punizione di chi la disturba e quindi disegna nuovi profili di reato o tratta con più severità quelli già previsti. È inevitabile che succeda. La politica cerca di tranquillizzare le persone, confeziona nuovi reati nell'illusione che serva a commetterne di meno. Guardate cosa è successo con col femminicidio.
La magistratura, pur facendo qualche lodevole resistenza, è tentata di assecondare la tendenza popolare alla punizione esemplare per non essere contestata. Notate che cosa succede al giudice che non infligge il massimo della pena o anche solo non contesta un aggravante pur comminando l'ergastolo, o addirittura ricavarne prestigio e potere. I magistrati in televisione sono in genere più degli accusatori intraprendenti che dei giudici prudenti. Mi avvio a concludere. Avendo osservato una quindicina di anni queste e altre criticità del diritto penale, soprattutto della sua applicazione, ho pensato di scriverne in maniera più distesa e meditata che nella misura dell'articolo di giornale. L'osservazione della realtà mi ha fatto capire l'importanza e la delicatezza del mestiere del magistrato e apprezzare di più quelli che lo svolgono con sobrietà, cautela, rigore e mitezza insieme, e a dubitare o temere di quelli che ne vantano il potere e la pronta efficacia sociale. Per scrivere di questo mondo ho deciso che mi serviva la letteratura, che consente anche a un modestissimo scrittore come me di immaginare una situazione critica capace di far emergere i problemi che volevo discutere in maniera credibile e al contempo estrema, radicale. Di qui la decisione di farli raccontare i problemi veri, desunti da fatti reali, tutti i problemi veri, da uno che li vive dal di dentro, che è parte attiva dell'azione penale, è magistrato, ma che per il caso della vita si avvia poco per la volta a diventarne parte passiva, sospettato, imputato. Nel mio progetto, forse troppo presuntuoso per i miei mezzi, di disegnare il profilo di alcuni ruoli sociali primari oggi in crisi di fronte ai grandi cambiamenti in atto, non poteva mancare il magistrato, e soprattutto il magistrato dell'accusa, il requirente, il più inevitabilmente vicino alle attese e alle sirene popolari, anche il più mediaticamente riconoscibile e quindi professionalmente più a rischio, un pubblico ministero. E un PM è diventato protagonista del primo lungo racconto del mio secondo volumetto sulle figure della crisi, pubblicate lo scorso anno dal Canneto. Ma un magistrato in crisi non poteva essere un PM vincente, popolare, manettaro, televisivo. Doveva essere un PM timoroso del suo stesso potere, perplesso sull'uso disinvolto che ne fanno certi suoi colleghi, pensoso sull'evoluzione del diritto penale che è chiamato ad applicare. Di qui la decisione di affidare il racconto a una PM, con le titubanze dell'ex giudice garantista, che quindi aveva fatto prima il giudice giudicante, a una madre che si trova a gestire un lavoro impegnativo e coinvolgente come quello del magistrato e un figlio adottivo disperante e disperato, possessivo nei suoi confronti e incontrollabile, per di più senza il marito che se l'è data a gambe. Questa donna magistrato finisce anch'essa sotto inchiesta per aver cercato di aiutare il figlio inquisito, ed è stato dalla sua prospettiva che ho guardato al lavoro non tanto dei giudici, ripeto, quanto appunto dei pubblici ministeri, il ruolo più mediaticamente esposto e quindi, ripeto, più pericoloso in magistratura. Le statistiche dicono che ogni anno in Italia poco più di 500 persone sono risarcite dallo Stato perché incarcerate ingiustamente prima del processo che le ha assolte, un numero impressionante. Questo carcere, come molte altre pene preventive sul patrimonio, è stato comminato da un GIP su richiesta del pubblico ministero, molto prima che un giudice, con il tempo e le obiezioni documentate delle difese, esaminasse il caso in un tribunale e che poi ha assolto l'imputato. Il pubblico ministero può essere determinante nel condannare al carcere anche degli innocenti, perché il GIP valuta quasi solo i suoi atti, o comunque ben di più di quelli a difesa, che a quello stadio della procedura non sono ancora del tutto possibili. Non a caso poi spesso il Tribunale del Risame corregge anche il GIP e scarcera gli arrestati. Questo è il lato tremendo del potere del PM, che andrebbe perciò maneggiato con molta cura, magari rivedendo il modo di lavorare del GIP, che possa controllarlo meglio, perlomeno con quella stessa cura con cui lo maneggiano i giudici dei tribunali. Per questo, senza voler entrare nel dibattito politico sul referendum prossimo, io cambierei il funzionamento delle carriere, imponendo che a fare i pubblici ministeri possono andare solo magistrati che hanno già fatto, e per un bel po', i giudici in tribunale. Il magistrato non dovrebbe ragionare come un poliziotto, e il poliziotto che indaga dovrebbe temere il giudizio garantista del pubblico ministero, come si vede succedere comunemente. Basta leggere i gialli stranieri per vedere che la polizia giudiziaria è sempre preoccupata di quello che poi dirà il pubblico ministero, o ancora anche nei gialli di Camilleri, che continuava a immaginare il mondo del giudice istruttore, non quello del pubblico ministero. Ecco, per vedere una situazione in cui gli atti della polizia erano, per così dire, vagliati con cura dal pubblico ministero, mentre da quando il pubblico ministero è diventato il capo della polizia giudiziaria nelle indagini, ha finito per ragionare lui spesso come un poliziotto.
Peraltro sono convinti che i problemi maggiori della gestione del diritto penale, e spero che questo mio discorso l'abbia almeno in parte chiarito, sono di tipo culturale e stanno nella permeabilità, specie dei suoi livelli territoriali, innanzitutto delle procure, al pensiero corrente, al panpenalismo diffuso e condiviso da tutte le parti politiche. Forse non è un caso se a questo aspetto del problema, alla formazione, all'aggiornamento culturale dei magistrati, al loro tasso di cultura generale, sembra non pensare nessuno. Grazie. Ringrazio il professor Coletti per questa intensa conferenza in cui ha toccato molti temi, anche, come egli stesso ha detto, di una certa attualità, suggeriscono considerazioni vicine al presente. Ci sono interventi a questo proposito? Ma dal punto di vista, io sono ancora meno vicino di Coletti, diciamo, al diritto penale, però diciamo ci sono cose di cui vorrei una spiegazione, in particolare per quello che riguarda la prescrizione. È possibile che è noto che la prescrizione per tutti i reati che non abbiano come pena l'ergastolo dura al massimo cioè 25 anni. Come è possibile che ci sia una condanna per favoreggiamento in una sentenza in cui viene, non dico assolta, ma assolta dal reato di ergastolo il principale occupato, il principale imputato, il fatto di Chiavari. Altra cosa che mi lascia molto perplesso: com'è possibile che, diciamo, il reato che abbia di omicidio colposo, che di per sé non ha come pena neanche 25 anni, molto meno, abbia come conseguenza che se l'omicidio colposo avviene più di 25 anni dopo, il caso Morandi, ma anche il caso in qualche modo del crollo della Torre dei Piloti, siano imputabili per omicidio colposo coloro che hanno commesso il fatto per cui sono imputati 30 anni fa. E com'è possibile che questo avvenga per un ingegnere, ma per un medico di cui si sia certi che, vabbè, in quel caso non c'è l'ergastolo come diciamo pena massima perché manca la crudeltà o altro, e un malato di cancro per errore e questo muore 30 anni dopo, il medico non è imputabile. Se fosse stato un ingegnere sì. Grazie. Ci sono altre considerazioni? Ma io sono così d'accordo con quello che ha detto Vittorio, tu lo sai, che potrei solo lodare tutti, diciamo, il tuo atteggiamento garantista nei confronti del diritto penale moderno, contemporaneo. Però, siccome è bello fare un po' di dialettica, allora io credo che ci sia un problema, quasi una contraddizione, una aporia
che affligge il garantismo fin dalle sue origini. Io le origini le metto intorno all'epoca di Montesquieu, alla metà del Settecento. Montesquieu diceva: la libertà dei cittadini dipende fondamentalmente da due fattori: dalla separazione dei poteri da un lato e da un diritto penale che sia mite, non si esprimeva in questi termini, ma insomma una procedura penale che garantisca il cittadino da tutti quei problemi che tu hai sottolineato. Ecco, qui c'è una contraddizione in fondo. Perché? Perché, almeno dal mio punto di vista, io sono un realista giuridico, l'esercizio del potere giudicante, ancor più quello del potere inquirente, è esercizio di un potere. L'idea dell'applicazione meccanica del diritto che aveva ancora Montesquieu è una fola, non è possibile. Come noi diciamo, come tu dicevi giustamente, non si può imputare qualcuno per un'azione impossibile, per un'azione che non poteva fare, non si possono imputare i magistrati per esercitare un potere che non possono non esercitare. E allora, da una parte separazione dei poteri, che per Montesquieu significava contrapporre un potere all'altro, va benissimo che la magistratura eserciti molto potere, perché questo contrasta il potere dei politici, quindi che ci sia una dialettica di questo tipo, come quella che stiamo vedendo adesso nel referendum e in tante altre occasioni, è una garanzia della libertà dei cittadini. Però dall'altra parte un potere eccessivo, una discrezionalità sfrenata, eccetera, è un problema per la libertà dei cittadini. Quindi ci troviamo in una situazione difficile che probabilmente, come tu in qualche modo suggerisci, si può risolvere più con la prudenza, la moderazione, il buonsenso, che con delle regole precise. Sì. Aggiungo una cosa alla considerazione di Paolo Comanducci. La differenza che c'è tra l'azione giudiziaria che riguarda la collettività, perché concerne poi di fatto problemi di grande diciamo, rilievo sociale, e l'azione giudiziaria che riguarda la persona singola. È chiaro che è difficile anche trovare un equilibrio tra queste due parti, perché in realtà l'azione penale dovrebbe sempre riguardare solo la persona, però stringendo troppo rischieremmo, come dice giustamente Paolo Comanducci, di non riequilibrare i poteri, no? Ecco, è vero però che appunto è difficile, ma secondo me è necessario trovare un punto di equilibrio che certamente appunto non può essere, non credo che sia affidabile a delle regole, delle norme, ma deve essere affidato proprio alla formazione, alla cultura del magistrato, alla sua prudenza, anche alla consapevolezza, diciamo. Poi ha ragione Paolo Comanducci, il pubblico ministero è chiaro che deve fare l'accusa, è il suo mestiere, non è che non può non farla, se ritiene di doverla fare, però diciamo un po' abbiamo visto, vediamo in tempi anche recenti, un ampliarsi di questa vocazione, diciamo, di questo spirito accusatorio a scapito della presunzione di innocenza. Va detto che, come è stato rilevato da più parti, da tante parti, la pressione mediatica è forse la maggiore responsabile di tante cose, perché se il processo non si svolgesse prima che in tribunale, in televisione, sui giornali, avremmo anche dei comportamenti generalmente più equilibrati da parte di tutti gli attori della scena. Non c'è dubbio che quella corrompe molto, no? Però ormai è diventata, pensate al caso Garlasco, per dirne una, no? Prego. Scusi. Prima di tutto un sentito grazie per la bellezza delle cose che ha detto, per la chiarezza con la quale ha espresso concetti che dovremmo fare nostri. E le volevo chiedere, secondo lei, quali sono gli antidoti che come società possiamo mettere in atto per ridurre il concetto che l'imputato è già colpevole, il rinviato a giudizio è da ergastolo e l'assolto è quello che è la fatta franca? Quali sono gli antidoti che possiamo provare ad attualizzare? Non lo so onestamente, perché
so che un processo di educazione collettiva attraverso i media, attraverso le scuole, attraverso tutto quello che è possibile, ma come dicevo prima, il giornale è quasi comprensibile che sia molto più interessato alle accuse che si rivolgono a una persona, ai sospetti che si hanno su di essa, che non ai diritti dell'imputato. Il caso che facevo prima della redazione, che è tutta contenta quando c'è una disgrazia, è evidente. Purtroppo, quindi la prima cosa importante secondo me è che questa cultura non penetri troppo nel mondo dei professionisti di questo, quindi nei magistrati, negli avvocati, negli addetti ai lavori. I primi che devono essere in qualche modo tutelati, aiutati a starne il più possibile distanti sono loro. E quindi naturalmente è anche una questione secondo me di formazione giudiziaria. Più volte mi è già capitato di dire che nella scuola della magistratura ci dovrebbe essere anche una componente che io chiamo di cultura generale, per farla breve, no? Per dire di sviluppo di sensibilità umanistiche che portino all'attenzione della persona accanto a quelle specifiche professionali del diritto. Che queste siano caratteristiche sussidiarie dal punto di vista come dire, della formazione, ma essenziali poi per la professione. Quello sì. Però non credo che in televisione, sì, potrà esserci un discorso, una cosa, ma è chiaro che i media sono in generale in questo senso spingono perché questa cultura non si fermi. Dobbiamo sperare, contare, credere, avere fiducia. Io ho fiducia nella magistratura, che però mette in tempi troppo lunghi per ristabilire le cose e quindi finisce per far pagare persone, pagano. Poi quasi sempre le cose sono messe a posto. Addirittura noi abbiamo un sistema, abbiamo visto il caso appunto Garlasco, che riapre processi già chiusi con sentenza definitiva. Quindi c'è da avere fiducia in questo senso, basterebbe ci fosse più efficienza e più rapidità. Ma il punto è appunto questa permeabilità del mondo giudiziario alla cultura popolare. Per questo dicevo, come linguista mi ha preoccupato di più che il linguaggio settoriale spesso oscuro del giurista, quando il giurista parla come la gente comune, perché è lì che ho trovato un punto che può essere più preoccupante socialmente. Ci sono ancora osservazioni? Lei ha citato il movimento e la corrente di studi denominata Law and Literature, di cui quel volume sulla valigia di Miss Flynn è un'esemplificazione. Si possono anche ricordare alcuni interventi molto acuti di Claudio Magris sul diritto in Shakespeare, eccetera. E ha detto che sono studi fascinosi ma non si sa quanto convincenti. Quali sono le sue riserve al riguardo? Sono un po' quelle che ha espresso quel giurista che ho citato all'inizio. Il discorso, le vie attraverso cui la letteratura suggerisce questa corrente di studi più sviluppata negli Stati Uniti, per quello che l'ho posto, però anche qui in qualche modo praticata da alcuni, anche o comunque seguita da alcuni bravi giuristi, è di usare per un verso le attitudini diciamo interpretative dell'attività letteraria, cioè l'esegesi, insomma, e questo funziona molto perché nell'attività del magistrato c'è anche l'interpretazione della legge, non c'è soltanto il riconoscimento della colpevolezza, la ricostruzione del caso specifico, delle responsabilità individuali, c'è anche ovviamente l'interpretazione della legge, quindi quanto aiuto all'attività interpretativa non c'è dubbio che anche tutta la consuetudine, la secolare abitudine del mondo letterario all'analisi del testo sia molto utile nella formazione del giurista. Quanto invece questa possa entrare dentro l'attività giudiziaria, soprattutto in questa sovrapposizione tra quella che è la narrazione
romanzo, del racconto, e il processo come racconto, io non mi ci sono ritrovato onestamente, non tanto dal punto di vista letterario, perché è chiaro dal punto di vista letterario non sono risultati importanti, perché questo è un discorso che riguarda il mondo giuridico. Non riesco a vedere quanto usare categorie di tipo letterario nell'organizzazione del racconto, categorie temporali, dislocazioni eccetera, possa essere utile ai fini della ricostruzione del processo. In parte forse funziona di più per il processo all'americana, che nonostante tutto quello che si dice non è il nostro processo, e diciamolo pure per fortuna, no? Per fortuna, va bene, può darsi che funzioni meglio. Ma del resto non ho mai sentito, qui però dovevo parlare agli amici giuristi, Viazzi, Comanducci, non so, che questa strada abbia dato grandi risultati dal punto di vista giuridico. Ecco. Gli amici giuristi vogliono intervenire? No. C'è il Chiedo scusa. detto Spalla. Non avevo visto. Prego. Una domanda: perché il diritto penale, diciamo così, ha difficoltà a stabilire i reati ambientali? È perché la cultura del diritto penale non ha affrontato questi problemi o ci sono degli altri motivi? Però è un dato di fatto che si sconvolgono. Il caso della Sicilia di questi giorni, ecco, chi è colpevole che una montagna casca giù con un insediamento sopra? Grazie. Sai, lì bisogna vedere. Questa è stata costruita nel 600, queste abitazioni sono abitazioni storiche, quindi probabilmente non puoi neanche dire, non dovevano dargli permesso di ricostruire lì. Mio figlio, che è un geologo, ti posso riportare, che mi dice ci sono dei casi in cui questi terreni per grandi piogge si liquefanno. E perciò è incontrollabile questa caduta. Ma come dicevo prima, i reati, diciamo gli eventi, no? Ecco, gli eventi un tempo non non si apriva neanche l'inchiesta. Quando qui a Genova sono morte 43 persone nella famosa alluvione del 70, noi vecchi ce la ricordiamo tutti, non è finito nessun processo, va bene, ecco. Oggi diciamo la sensibilità, l'avvertenza è migliorata per un verso, si è fatta anche più esigente la cultura giuridica. Il punto è che anche, e direi soprattutto nel caso di eventi, quello che tu devi misurare è la responsabilità di persone. Chi sono? Ci sono delle responsabilità in quel fatto? Pensiamo tutti quando c'è stata quel caso di cui si è tanto discusso, il terremoto dell'Aquila, che era stata messa sotto accusa e arrivata a processo la commissione grandi rischi per indicazioni non così chiare intorno a ecco, il diritto riguarda le persone, il diritto penale riguarda le persone, e quindi tu devi riconoscere che c'è A un reato, B che c'è uno che l'ha commesso. È chiaro che in questi fatti è molto più difficile che se dove c'è uno che ha fatto una truffa o che ha ammazzato un altro o che gli ha sparato, perché lì sono, diciamo, degli eventi ricostruiti. Il Vajont, no? Ecco. Si sapeva bene che scavando sotto una montagna può crollare. Quello è un caso in cui tu potevi davvero, infatti poi qualcosa è stato fatto, tu potevi davvero andare a riconoscere delle responsabilità personali, perché i geologi avevano detto non fate lì la diga, gli ingegneri l'hanno fatta la diga, in effetti ha tenuto, ma la montagna è venuta giù con quello che è successo. Il punto è sempre di arrivare sulla persona, sulle persone, e riconoscere che queste hanno una responsabilità concreta in quell'evento, o commissiva perché hanno fatto, o incommissiva perché non hanno fatto qualcosa che dovevano fare. Bene.
insomma, l'invito ad avere dei giudici colti ed equilibrati e quindi ad avere una sorta di formazione permanente, non solo tecnica ma anche umanistica, mi sembra un invito davvero importante. Ringraziamo il professor Coletti per il suo importante contributo. Vi dico che lunedì 2 febbraio Paolo Cianfarra dell'Università di Genova parlerà di viaggio nel sistema solare, pianeti, lune ghiacciate e mondi lontani. Grazie, buonasera.